Cosa ti fa pensare alla Sicilia in un solo secondo? Un cannolo, l'Etna, il profumo delle arance rosse o la triscele. Sono simboli bellissimi, certo, ma se vuoi davvero toccare l'anima di questa terra, c'è un'opera d'arte su due ruote che racchiude tutta la nostra storia. Il carretto siciliano. Oggi tutti lo vedono come un bell'oggetto folcloristico da fotografare nei musei o durante le feste di paese. Ma raccontarlo da dentro significa ricordare che il carretto non è nato per bellezza, è nato dalla fatica. Era il compagno di vita del carrettiere, l'unico mezzo per affrontare le trazzere impolverate, il sole cocente dell'estate e il freddo dell'interno. Era lavoro, era sudore, era pane portato a casa. Ma i siciliani hanno un dono unico, sanno trasformare la fatica in poesia. E così quel semplice strumento di legno, di noce o di faggio è diventato una tela itinerante. Il carradore intagliava il legno con pazienza antica, il fabbro piegava il ferro battuto come fosse pizzo e il pittore dipingeva le sponde. Ma perché dipingerlo con colori così vivi? Il rosso, il giallo, il blu. Non era solo per proteggere il legno dalle intemperie. Le sponde del carretto raccontavano storie, le gesta dei paladini di Francia, i miracoli dei santi, le scene di cavalleria. In un tempo in cui la gente nei campi non sapeva leggere né scrivere, il carretto era un libro di storia ambulante che portava la cultura per le strade. Quando il carretto passava, con il suono ritmico degli zoccoli del cavallo e i sonagli che risuonavano nell'aria, la gente si fermava. Non passava solo un mezzo di trasporto, passava l'orgoglio di un popolo. Oggi quei maestri d'ascia e quei pittori sono quasi del tutto scomparsi, ma la memoria di quel legno scolpito e di quel lavoro corale vive ancora in chi quella Sicilia l'ha vista e la porta nel cuore. E voi, avete mai visto da vicino un vero carretto siciliano o sentito i racconti dei vecchi carrettieri? Scrivetelo nei commenti per custodire insieme le nostre radici.